Una riforma che snaturerà il credito cooperativo. Ne è convinto il sindacato dei bancari, Fabi, maggioritario in Veneto e in Italia, preoccupato anche per i posti di lavoro. Sono già sparite le banche popolari e adesso le banche di credito cooperativo dovrebbero entrare nell'orbita di una capogruppo che diventa una SPA, però da metterla al sicuro ci sembra, a noi sindacato Fabi, ci sembra che questa adesione alle capogruppo diventa invece un controllo vero e proprio della capogruppo che avrà troppi e ampi poteri. Quindi abbiamo il timore che da gennaio del 2019 le banche di credito cooperativo non abbiano più l'autonomia che hanno prima e non potranno più servire come prima il territorio. Il passaggio da micro a macro per queste banche presenta anche una macro anomalia. Quindi i soldi li hanno in mano le BCC, i soldi sono rappresentati dai soci, ma comanderanno il capogruppo che non apportano capitale, quindi è un po' una cosa molto strana. Che ci azzecca, verrebbe da dire che la capofila decida come usare i capitali della BCC di un paesino del Veneto. Ci azzecca con il controllo sui capitali impegnati, i prestiti, le esposizioni e alla fine il bilancio. Ma in Germania, evidenzia Azzolin, le BCC fanno una sorta di mutuo controllo dei bilanci, collaborando tra loro ma rimanendo autonome e sempre di riferimento per famiglie, artigiani e agricoltori. Cioè il 90% della clientela bancaria italiana è formata da piccoli risparmiatori, commercianti e artigiani, il 10% statisticamente è rappresentato da diciamo, le grandi aziende. Noi banche di credito cooperativo dobbiamo continuare a seguire la nostra fetta di mercato che è quel 90% di piccola clientela, siamo delle piccole banche.